Beh, ma insomma, sì, grazie Presidente. No, ma cioè adesso qua è straordinaria la questione, cioè nel senso, ma si vuole far passare che le richieste di dettaglio fatte dalla minoranza siano perdita di tempo e si vuole far passare che la dicitura in straordinaria manutenzione contempli solo alcune piccole opere di dettaglio. Lei sta meglio di me che sotto la straordinaria manutenzione si può fare abbastanza cose. Poi sarebbe da comprendere cosa un palco, come ci ha detto il vice sindaco, possa rientrare nelle opere di straordinaria manutenzione stradale, la questione di palco. Quindi qui c'è un po' di confusione. Allora io la prego, Assessore, quando si fanno le domande a questa parte, non ha preveduto che siamo qui per far perdere tempo a nessuno. C'è il rispetto del lavoro fatto di tutti, pretendiamo il rispetto anche da parte vostra. Sarebbe da chiedersi invece, a proposito di ripeto, come mai il capogruppo Massaro la volta scorsa ha veramente voluto far perdere tempo al Consiglio Comunale proponendo un'interpellanza sull'Aeros 3 che è del poco marzoliana. Cioè, il capogruppo di maggioranza fa delle domande al proprio sindaco per avere delle risposte che sono già state date abbondantemente fuori tempo. Non è solo perdita di tempo per il Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. Vice Sindaco, allora, sì, chiedo scusa se non sono stato preciso, per il semplice motivo che la delibera mi attiene quella successiva e che destina in un dettaglio molto più ampio quello che andiamo a fare con la maggior parte dei soldi che mettiamo a disposizione. Oggettivamente ho trascurato di portarmi la lista degli altri piccoli lavori perché non è per mancare di rispetto alla minoranza, ma mi pareva che fossero dettagli certamente importanti, ma che non valgono sommato la pena. Chiedo scusa comunque, però io il documento non l'ho portato perché appunto mi sono attenuto a quello che è il mio compito, che è quello della delibera successiva, per cui manca un po' di informazione che insomma, vedremo la prossima volta. Grazie Vice Sindaco, Capogruppo dello Stato. Grazie, buonasera Presidente, consiglieri. Per cortesia, da persone che fanno parte di questo Consiglio Comunale. Allora, quando noi prevediamo una spesa complessiva, la guardiamo nel Comune di Caore, lei invece punta sempre a una frazione del Comune, principalmente. Per il resto i documenti sono a disposizione degli uffici, se fa richiesta di accesso agli atti, ce ne sono una serie, dell'elenco, li leggo tutti. Se vuole li elenco tutti, li leggiamo, sono qua un quarto d'ora. Sarebbe proposto il dirigente, perché non è di semplice interpretazione, sono assolutamente sul mio posto. Il dirigente Colocare invitato a illustrare. Diciamo che questi numeri, queste cifre sono inserite in atti che sono comunicazione tra gli uffici quando serve una variazione del bilancio. Quindi per attenersi solo alla spesa di investimento sulla quale state chiedendo, abbiamo preso per manutenzione straordinaria per il patrimonio 10.000 euro. Un'altra manutenzione straordinaria del patrimonio sono altri 25.000 euro. Io tutti questi dati però non ho, cosa si riferiscono espressamente. L'OGERT si è già detto. Noi punti di luce interventi straordinari nel territorio comunale, in via di Comuna Brussa, San Gaetano, 40.000 euro. Sistemazione strada San Gaetano, 5.000. Platea in Piazzale Madonnetta, 10.000. Toglia presso il locale comando dei carabinieri, 15.000. Area di via Cadamosto, 20.000. Messa in sicurezza di area di cacciatori, 15.000. Canaletta via del Mazia, siamo opere pubbliche, anche accesso Porto Santa, sistemazione di accesso Porto Santa Margherita
sistemazione di Viale Santa Margherita almeno 300.000, altri lavori di manutenzione stradale generici per 40.000. Bene, grazie. Consigliere Conte? Scusi, perché l'assessore Cominci, siccome era una cosa che avevamo già discusso, per quanto riguardava Porto Santa Margherita, appena detto, se non ricordo male, una nuova piazzetta a Porto Santa Margherita e un nuovo palco. Dove gli interessa qua le spese? 20.000 per una piazzetta a Santa Margherita e un nuovo palco? Santa Marina è la sistemazione dell'accesso. Dell'accesso. Perché avevo sentito, avevo capito prima, una piazzetta e un nuovo palco. Scusate. Grazie. Consigliere Ferraro? Grazie Presidente. Non abbiamo ancora ricevuto risposta in merito alla descrizione, seppur sommaria, a grandi linee, rispetto alla spesa corrente per complessivi 142.000 euro. Se fosse possibile. Grazie. Grazie. Chiedo gentilmente al dirigente di relazionare al consigliere Ferraro. In merito alla spesa corrente, mi ricordo, se prendete in esame l'allegato alla variazione, a un certo punto deve essere la parte spesa, vedete che è divisa in missioni, programmi, titoli e macro aggregati. Il macro aggregato è l'unità rimessa all'approvazione da parte dei consiglieri comunali e del consiglio comunale. Quindi partendo dall'inizio noi vediamo che nell'ambito dei servizi istituzionali generali di gestione abbiamo una variazione in aumento per acquisto di beni e servizi macro aggregato 3 di 15.000 euro. Poi scendendo abbiamo nella gestione di beni demaniali e patrimoniali, programma 5, sempre macro aggregato 3, acquisto di beni e servizi per 38.000 euro. Il macro. Cosa con proprietà? Dal programma 5, cosa dal programma? Programma 6, ufficio tecnico, acquisto beni e servizi, c'è una riduzione di 8.000 euro. Il valore poi finale è il valore della energetica. Programma 8, statistica e sistemi informativi, abbiamo un incremento di 20.000 euro sempre sull'acquisto di beni e servizi. Sul missione sul programma della polizia locale e amministrativa abbiamo un aumento di 1.000 euro. Diritto allo studio, macro aggregato 3, acquisto beni e servizi, un aumento di 2.000 euro. Istruzione prescolastica, un incremento della scuola di 2. Altri ordini di istruzione non universitaria, acquisto beni e servizi, un incremento di 3.000 euro. Per quanto riguarda i servizi ausiliari all'istruzione, abbiamo un macro aggregato 3, acquisto beni e servizi, che si riduce di 90.000 euro, ma vengono contestualmente integralmente incrementati quelli dei trasferimenti correnti. Cambia la voce economica della spesa sostanzialmente. Nel programma relativo alle attività culturali, interventi diversi nel settore culturale, abbiamo un macro aggregato 2, imposte e tasse a carico del ente, che si riduce di 408 euro. Abbiamo un macro aggregato 3, acquisto di beni e servizi, che si incrementa di 26.792, si decrementa di 26.792 e i trasferimenti aumentano di 60.000 euro per un totale energetico di 32.800 euro.
Nell'ambito del programma Sport e Tempo Libero, il macro aggregato dei trasferimenti correnti si riduce di 51.600 euro. Nelle politiche giovani, nella missione turismo, programma sviluppo e valorizzazione del turismo, il macro aggregato 3, acquisto beni e servizi, viene incrementato di 116.600 euro, mentre viene ridotto di 53.000 il macro aggregato 4, trasferimenti correnti. Nel setto del territorio dell'edilizia abitativa, il macro aggregato 3 viene incrementato di 4.500 euro. Nel programma relativo a tutela, valorizzazione e recupero ambientale, il macro aggregato 4, trasferimenti correnti, ha un incremento di 2.000 euro. Nel programma aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, l'acquisto di beni e servizi ha un incremento di 5.000 euro. Nel trasporto pubblico locale abbiamo una riduzione di 60.000 per l'acquisto di beni e servizi e un contestuale incremento di 60.000 per i trasferimenti correnti. Nel programma della viabilità e infrastrutture stradali, l'acquisto beni e servizi si incrementa di 39.000 euro. Nella missione relativa ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia, i trasferimenti correnti aumentano di 1.550 euro. Nel programma relativo agli interventi per gli anziani, gli acquisti di beni e servizi si incrementano di 1.000 euro. Nel programma del servizio necroscopico e cimiteriale, gli acquisti di beni e servizi sono ridotti di 32.000 euro, mentre aumentano di 2.000 i trasferimenti correnti. Nel programma relativo alla caccia e pesca, l'acquisto di beni e servizi viene incrementato di 4.000 euro. Grazie, dottor Corker. Sono dichiarazioni di voto. Votiamo. Voti favorevoli. Voti contrari. 5. Astenuti. Nessuno. Passiamo alla delibera approvata, passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, aggiornamento numero 1 al programma triennale 2014, 2017-2019 ed elenco annuale per l'esercizio finanziario 2017 tutto 2017-2019. Relazione al vice sindaco Commisso. Ai sensi del decreto legislativo numero 50 del 2016 spetta ai comuni l'obbligo di predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Relativamente alle modalità e agli schemi tipo per la redazione del suddetto programma triennale vale il riferimento al decreto ministeriale del 24 ottobre 2014. Relativamente agli schemi correlati al programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti previsti dal citato decreto ministeriale del 24/10/2014, lo stesso prevede la facoltà dell'uso di forme di pubblicità aggiuntive. In coerenza alla riorganizzazione dell'ente disposta con deliberazione di giunta comunale numero 212 del 29 settembre 2016, il dirigente del settore tecnico in data 7/10/2016 chiedeva ai diversi settori di conoscere le rispettive esigenze del medico al fine della predisposizione degli schemi per il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti. Con deliberazione di giunta comunale numero 247 del 17 novembre 2016 esecutiva ai sensi di
finanziario 2017 e del programma biennale per le forniture e servizi 2017-2018, il richiamato programma veniva approvato e ne veniva disposta la pubblicazione per un periodo di 30 giorni naturali e consecutivi come forma di pubblicità aggiuntiva. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 95 del 4 maggio 2017 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la variazione numero 1 in via d'urgenza al bilancio di previsione 2017-2019. In tale occasione venivano inseriti alcuni nuovi interventi non inseriti nella programmazione precedentemente approvata, quali lavori di messa in sicurezza della palestra Enrico Fermi per euro 130.000, potenziamento e manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione sul Ponte di Venza per euro 160.000, illuminamento della canaletta di via Dalmazia in zona verde per euro 150.000. Attesa la variazione al bilancio di previsione assunta con atto deliberativo numero 95 del 2017, le modalità operative correlate agli aggiornamenti del programma triennale di lavori pubblici 2017-2019 e dell'elenco annuale 2017, si rende necessario provvedere, per quanto esposto in premessa, all'aggiornamento del programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti. Sugli comunali richiamati provvedimenti amministrativi già assunti, in specie le deliberazioni di Giunta Comunale numero 2247 del 2016 e 95 del 2017, nonché le disposizioni legislative e modalità operative inerenti al programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, articolo 21 del decreto legislativo numero 50 del 2016, specificatamente riguardanti il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale per l'esercizio finanziario 2017, visti gli schemi correlati alla programmazione delle stazioni appaltanti, specificamente relativi agli aggiornamenti annuali, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 26 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al doppio del bilancio di previsione 2017, visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi di effetti dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267 del 2000, visto il parere favorevole formulato dal segretario generale ai sensi dell'articolo 47,3 del regolamento generale sull'ordinamento di uffici e servizi, visto il testo unico degli enti locali, delibera di approvare per quanto espresso, chiede del Consiglio deliberante di approvare per quanto esposto in premessa ed in esito alle disposizioni normative vigenti in materia, articolo 21,1 del decreto legislativo numero 50 del 2016, l'aggiornamento numero 1 relativo agli schemi per il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, specificatamente al programma triennale dei lavori pubblici 2017-18-19 e dall'elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario 2017. Tali schemi allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. 2. Di disporre che il presente provvedimento e gli allegati ad esso collegati vengano pubblicati per un periodo di 30 giorni naturali consecutivi in ordine all'uso di forme di pubblicità aggiuntive consentite dal decreto ministeriale del 24/10/2014. Grazie Sindaco, ci sono interventi? Nessuno interviene? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 12 voti favorevoli, voti contrari? 2 voti astenuti? 3. La delibera è approvata. Passiamo alla votazione di immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? 12 voti contrari, 2 voti astenuti, 3. Esecutività immediata è approvata. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, sarà possibile un chiarimento? Grazie, no. Chiedo un chiarimento in merito ad un'interrogazione che è stata fatta la volta scorsa dal capogruppo invocando interrogazione scritta con risposta in seduta consigliare ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 4 del regolamento. Chiedevo delucidazioni sul perché non è stata data risposta al Consiglio a questa interrogazione. grazie per voi. Parola segretario comunale. Solo dal punto di vista formale, il regolamento anche la legge nazionale prevede la risposta entro 30 giorni, visto che è stata chiesta una risposta al Consiglio Comunale,
e lo spirale del termine non è coinciso con una seduta apposita, l'amministrazione non ritiene di rispondere in quanto è ancora nei termini per non rispondere in questa sede. Sì, grazie segretario, però francamente non capisco perché laddove si invoca interrogazione scritta con risposta in seduta consigliare, immagino che si voglia dire che non viene data risposta scritta e allora immagino che il riferimento esplicito all'articolo 4 laddove è riportato che a richiesta dei presentatori la risposta all'interrogazione o all'interpellanza può essere fornita in seduta consigliare. In tal caso la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consigliare successiva alla presentazione dell'interrogazione. Beh, la prima adunanza è quella di oggi, quindi non si capisce francamente il riferimento, cioè avesse fatto riferimento ad una, come dire, ad una risposta scritta avrei anche... Dal momento che vengo chiamato a rispondere, che rispondo sempre formalmente, dal momento si dà il caso probabilmente che non ci fossero elementi da portare al Consiglio Comunale, quindi la risposta all'interrogazione non fosse istruita per la discussione del Consiglio Comunale. Questo è quello che ritengo, nel momento che non c'è. Sì, quindi lei comunque conviene con me che l'articolo 4 del regolamento per capire anche in futuro, cioè per sapere come regolarsi. Ma io sinceramente questo articolo del regolamento lo considero poco, e lo diceva anche oggi il Presidente del Consiglio Comunale, perché per esempio avere la discussione delle relazioni di interpellanza solo nelle sedute ordinarie e questa sarebbe una seduta straordinaria. Per esempio, qui c'è qualcosa che dal punto di vista logico sistematico qui non funziona. Quindi attribuisco sinceramente poca importanza a quello che c'è scritto, perché è un articolo conclusionato, non siete resi conto anche voi. E quello che ho in mente è che la norma prevede i 30 giorni per rispondere. Dal momento che, ripeto, dal momento che la relazione è stata posta con la richiesta espressa di una risposta in Consiglio Comunale e il termine di 30 giorni non è ispirato, probabilmente l'amministrazione avrà intento di avvalersi di questa mancata ricorrenza del termine. Grazie. Ecco, allora ho finito solo per dire che allora forse è il caso di mettere mano al regolamento per evitare che ci siano problemi. Grazie. Non è prevista la discussione su questo punto. Scusi. No, io visto che non ci sono più altri argomenti all'ordine del giorno, chiudo la seduta. Presidente, non è concesso la parola al gruppo che ho, perché non deve concedere a me. Perché la seduta è chiusa? Allora non doveva parlare neanche io. Non mi impressiona che il regolamento venga preso così. L'abbiamo trattato stamattina e anche il segretario lo ha testimoniato, perché stamattina abbiamo visto questo punto e quindi si è deciso. Sì, ma siccome il segretario non è la prima volta che dice che per lui il regolamento ha un valore relativo, allora chiedo che, siccome il regolamento è garanzia per tutti, maggioranza e minoranza, se c'è qualcosa che non funziona nel nostro regolamento del Consiglio Comunale, sarebbe ora tempo che venisse aggiustato questo regolamento, altrimenti c'è l'arbitrio Il Presidente del Consiglio ha dichiarato chiusa la seduta. Grazie.